La pianificazione delle opere per il completamento della terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto Portogruaro-Sandona di Piave è stato al centro di un vertice convocato a Portogruaro dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale. Un incontro a cui hanno preso parte anche parlamentari ed esponenti delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dal punto di vista della prosecuzione della concessione non arrivano dei segnali, però c'è la fortuna di avere una struttura molto operativa che si muove addirittura in avanguardia, per cui stiamo lavorando anticipando i tempi che erano stati originariamente previsti. Lo sviluppo della rete autostradale è una componente basilare di un ambito più ampio che mira ad un rafforzamento di rapporti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, regioni dai profondi legami cui ancora non corrisponde sempre un'adeguata rete infrastrutturale. Io penso che tutto lo sviluppo del sistema logistico di quest'area sia fondamentale, quindi non soltanto ovviamente il traffico su strada, ma penso la ferrovia, penso per esempio al collegamento Venezia-Trieste che è fondamentale, la velocizzazione di questo tratto, penso alla parte aeroportuale sul quale la sinergia tra gli aeroporti di Venezia e quello di Trieste possono essere fondamentali per essere attrattivi di investimenti. Per il passaggio da 2 a 3 corsie del tratto di autostrada A4 tra Portogruaro e Sandona di Piave si è parlato come previsione più ottimistica del 2024. Se devo stare a quelle che sono le regole a suo tempo stabilite e a suo tempo concordate fra tutti, la previsione di conclusione è del 2026. Qualche mese d'anticipo può essere perché anche in altre opere siamo riusciti a concludere prima di quello che era previsto. Ovviamente per anticipare ulteriormente i tempi servono finanziamenti